36 voti favorevoli e 8 contrari alla fine della maratona al Consiglio regionale del Veneto per approvare il bilancio tabellare da oltre 17 miliardi di euro per il triennio 2023-2025. Oltre 120 emendamenti presentati dai consiglieri hanno scandito la discussione prima di un maxi emendamento da oltre 1.600.000 euro per il 2023 proposto dalla Giunta dopo aver raccolto i contenuti di varie indicazioni emerse su collegato e legge di stabilità. Le risorse sono state attinte dal fondo di riserva, ne beneficerà in particolare la cultura che troverà a disposizione 465.000 euro, ma l'operazione finanziaria per gli anni successivi prevede una crescita a 5 milioni 4 entro il 2025, funzionali anche a finanziare il premio di architettura Veneto 2050, il contrasto alla flavescenza dorata e la giornata regionale Colli Veneti. Dopo l'approvazione di questo maxi emendamento, l'Aula ha affrontato nella notte altri 35 ordini del giorno, fra cui uno sottoscritto da tutti i gruppi consigliari e promosso dal consigliere Fabiano Barbisan di condanna per le violenze sulle donne e la repressione delle proteste in Iran. Anche dalle opposizioni, in particolare dal portavoce Arturo Lorenzoni, è stato apprezzato l'ascolto delle loro richieste da parte dell'assessore al bilancio Calzavara, anche se Giacomo Possamai del PD ha ribadito il voto contrario per un bilancio considerato insufficiente e ordinario per i tempi straordinari che viviamo. Visione ovviamente opposta a quella del presidente regionale Luca Zaia, fiero di un risultato che consegna per il 13° anno consecutivo un bilancio tax-free, ma non di ristrettezze nemmeno all'insegna dell'austerity. Documento che ha visione verso il futuro, dice Zaia, con molte progettualità che daranno risposte a cittadini e imprese.